sono bravissimi, ma non basta. Ho voluto, per suonare Equilibrium, ho voluto con me quei musicisti che, guardandoli negli occhi, mi regalassero piccoli lampi di squilibrio interiore. La notte del 24 agosto di 2 anni fa mi trovavo ad Ascoli Piceno con la mia famiglia e siamo stati colti di sorpresa da una fortissima scossa di terremoto che è durata 1 minuto. E la mattina dopo, nei mezzi di informazione, abbiamo saputo che interi paesi a pochi chilometri da dove mi trovavo non esistevano più e centinaia di vite erano state portate via. Sono rimasto senza parole, perché noi siamo abituati a pensare che la natura è qualcosa di meraviglioso che ci regala, invece ha mostrato il suo volto crudele. Ho iniziato proprio quella mattina a scrivere il brano che stiamo per eseguire, No Words, dove il pianoforte simula l'andamento dell'onda sismica, mentre agli archi mi è affidato un grido, che è un grido di dolore, ma è anche un grido di speranza, perché se è vero che il terremoto ha fatto crollare dei muri reali, ha fatto cedere anche il velo della diffidenza tra le persone. E nei giorni a seguire ci siamo ritrovati tutti stretti nell'abbraccio della solidarietà.